Buongiorno. Di nuovo col Benas. Ritornati operativi. Oggi l'idea è quella di salire il Vaio dei Colori, guardare un po' come sono le condizioni e capire se si può scendere per il Vaio stesso oppure vediamo. Abbiamo come opzioni il Vallon dei Cavai, però viene un giro devastante. Secondo me il Benas in zona rossa si è fatto talmente tanti rulli che mi devasta, mi massacra. Oppure scendere per il Boale dei Fondi o per il Boale Mosca, adesso vediamo. La giornata è spaziale, ancora un sacco di neve ed è l'8 di aprile. Guglio del Fumante con la J e la Negrin. Qua abbiamo Cima Mosca e Cima Carega là dietro. Adesso guardiamo un po' come sono le condizioni dei colori, perché la neve è bella tirata, però il colore del cielo è veramente impressionante, il blu bellissimo. Abbiamo ramponato, adesso siamo alla base dei colori e niente, saliamo su. Eccolo là, Vaio dei Colori. Solitamente prende un po' più alto se non c'erano gli sci, cioè così è comodo con gli sci, scendi per la strada, lo prendi un po' più basso, hanno 200 metri di dislivello in più. Forse potrebbe spirnazzare dall'altra parte a sud. Adesso qua il Vaio dei Colori qua a sinistra, già qua il sole sta smollando la neve comunque. Purtroppo bisogna stare un po' attenti, ogni tanto arriva giù qualche proiettile, sassi, smosso forse da qualche camoscio. Poi ora che c'è il sole, no, che disgela, e non è l'orario più safe per salire. Allora, qua siamo dentro ai colori, a parte qualche sasso più o meno grande che ci arriva addosso, le condizioni sono ottime, la neve è bella portante, eccola là. Prendiamo questa variantina qua a sinistra, sembra carina, fotogenica. Le guglie piccolo corollonitiche. E qua il Vaio sotto. Abbiamo preso la variante di sinistra, il Pasubio. Ci stiamo ritirando con le chiccozze tra le gambe. Scendiamo, la neve
è bella, quindi non ci sono tanti problemi. Ok, abbiamo disarrampicato il pezzo un po' più ripido della variante perché appunto non si andava avanti e bene, sta finendo gli ultimi metri, non banale. Riprendiamo il Vaio dei Colori dopo la variante che è piaciuta tantissimo ad Ale. Come non fare un vaio? Esatto, a un certo punto mi fa: ma guarda, qua c'è un chiodo da roccia. Ok, scendiamo. Vabbè, capita. Siamo quasi all'uscita dei Colori. Cornice d'uscita. Ok, siamo fuori dai Colori, al sole. Adesso andiamo in cima a Carega, lassù, giunti al Fraccaroli. Eccolo qua. Adesso decidiamo se scendere giù per il Pizzavacca o per il Boale dei Fondi. Qua il vallone della teleferica e qua lo spettacolo, come al solito, delle piccole Dolomiti. Adesso saliamo un attimo su in cima a Carega, non so se si vede. Cima a Carega, col Benaz. Comunque qua, vabbè, vista... Aspetta, non so se si vede qualcosa. Pazzesca. Guarda che giornata. Fosse un po' più limpida, secondo me si vedrebbe il mare. Ricominciare da meno di zero e finalmente sollevare il velo e raccontarmi veramente, non l'immagine vincente che la gente prova a vendere di sé. Non voglio vivere su un grattacielo, solo sputare indietro un po' il veleno e raccontarmi veramente, lo spettacolo riprende. Benvenuti a tutti quelli come me. L'altro Natale stavo giù in cantina, piangevo sui cartoni del trasloco, che quando hai visto il mondo dalla cima dopo sei intrappolato al top come un topo. Non sempre un uomo di successo, uomo di valore, quando il prezzo arriva tutto in blocco, dello scrittore copiare te stesso. Ricominciare da meno di zero e finalmente sollevare il velo e raccontarmi veramente, non l'immagine vincente che la gente prova a vendere di sé. Non voglio vivere su un grattacielo. Alla fine abbiamo deciso di scendere per un pezzo del vallone di Campobrun e poi adesso stiamo rimettendo i ramponi, saliamo su in Bocchetta Fondi e scendiamo dal Boale dei Fondi. Andiamo a attraversare. C'è una piazzola a mettere gli sci qua. Siamo in Bocchetta Fondi, ma è dura e impestata. Siccome non ci fidavamo a fare l'entrata, l'ingresso, adesso siamo scesi un po', però continua a essere dura. Allora, abbiamo creato questa micro piazzola per metterci gli sci. È un po' un'operazione da acrobati in realtà. Adesso scendiamo per qua. La neve è tirata a bestia. Che dire? Top. Qua sotto.
firn da paura, ma poi guarda che spettacolo, eh. Non so, 1500 di dislivello più o meno. E gran giornata. Dai, vediamo, magari ci vediamo alla macchina. No, ciao. Ma comunque il mio sunto mi segna di aver consumato 4200 calorie. È illegale questa cosa, è illegale. Un bel po' di birre adesso. Ce l'hai? Integrare. Ce le hai? Qui no. È illegale andare col Benaz.